Sono Marco Sitrano, sono il presentatore ufficiale del progetto di legge di iniziativa popolare per la creazione dei due comuni di Mestre e Venezia. Purtroppo ho delle pessime notizie da dare perché la meritevolezza in discussione in questi giorni al Consiglio regionale non è passata, anzi si è sciolto il Consiglio regionale 2 giorni fa, è stato aggiornato il Consiglio al 29 dicembre, ma purtroppo oggi hanno depennato dall'ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale proprio la meritevolezza. Ecco, questo è sintomatico del fatto che in Consiglio regionale non interessi a nessuno né di Mestre né di Venezia, non c'è più una maggioranza e anche tutte quelle forze che si sono sempre considerate autonomiste hanno dimostrato nei fatti che l'autonomia è solo sbandierata per poltrone, per conservare il potere, ma di certo questo Consiglio non ha capito come stanno le cose. Noi comunque continueremo a portare avanti questa battaglia di grande civiltà, ci saranno le elezioni nel 2015, faremo sentire la nostra voce nonostante questo congelamento del referendum, non fanno sentire la voce dei cittadini nonostante la Costituzione lo preveda, faremo sentire la nostra voce alle prossime elezioni comunali e regionali.